vinile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Va ora in onda l'angolo della musica classica. Conduce in studio Oretta Pierotti Cei. Buongiorno carissimi amici, sempre col problema del microfono. Buongiorno a Sveva, importantissima collega, ma un sottolineato buongiorno alla nostra ospite Adriana Tataru. Benvenuta Adriana. Grazie Oretta, buongiorno Sveva, buongiorno a tutti gli appassionati, agli ascoltatori e prima di tutto grazie per l'invito, Ma sono figurati. davvero felice e onorata. Ma sono io che ringrazio te perché tu sei una grande musicista. Adesso fra poco vedremo che strumento suona Adriana quando comparirà sul nostro schermo. È già apparso? È già apparso. Io non lo vedo ancora, ma fra pochi secondi arriverà perché tu suoni uno strumento che è un fratello più grande di un altro strumento, Adriana. Ecco, sì, suono già- la viola e il fratello più grande, la sorella, La ecco, visto che sorella, al femminile, giusto. la sorella più grande del violino, certo. Un bellissimo strumento, veramente da un suono caldo, profondo, completamente diverso dal violino. Sì, grazie, certo, sì. Il violino certo è più conosciuto, lo conosciamo tutti, no, brillante, invece la viola è diciamo ha la cassa armonica intanto più grande del violino. Se il violino, diciamo come cassa armonica è una misura standard 35 centimetri, la viola parte dal misura 38 e va fino insomma a 42, 43 ecco grazie anche al volume diciamo la grandezza della cassa armonica, il suono diventa, sì più grande ma anche più profondo, diciamo, dolce, avvolgente, grazie anche alla cordatura che è una quinta sotto, diciamo paragonandola al registro del violino. Senti Adriana, i nostri ascoltatori avranno già percepito un lieve accento non perfettamente italiano, con un ottimo italiano, ma non italianissimo. Perché tu da dove arrivi, Adriana? Dunque, sono di origine rumena, sono nata a Timișoara, che è una città, in Romania, però, in realtà sono cresciuta e ho studiato a Bucarest. Dunque, mi racconto attraverso la musica, oggi, insieme a Oretta, devo ammettere che, la musica è stata la mia guida, la mia ispiratrice, mi ha sempre accompagnato durante il percorso della vita e quindi mi sono formata all'Università Nazionale di Musica di Bucarest, e poi insomma negli anni, dell'università ho ottenuto una borsa di studio, per frequentare i corsi di perfezionamento orchestrale, corsi internazionali, pensa a Lanciano in Abruzzo in Italia. E quindi si parla degli anni 1993, 94, 95, quindi per 3 estati consecutive.
Quindi ti ha portato fortuna Lanciano. Certo, mi ha portato fortuna appunto la musica e Lanciano, perché nell'estate del 94 ho conosciuto un clarinettista di Genova, Massimo Putignano, che in seguito è diventato mio marito. Quindi amore a prima vista, ecco. Amore a prima vista, poi la famiglia si è cresciuta, si è allargata, adesso avete una bella famiglia, una numerosa famiglia, Certo, sì, sì, abbiamo tutta al maschile. sì, tutto al maschile. Abbiamo 3 figli, sì, che saluto, un abbraccio forte ad Alessandro, Emanuele, Riccardo, e un abbraccio anche al papà che oggi non poteva essere perché è in insomma, commissario, sta svolgendo gli esami di stato, presso la scuola a Pavia. Ecco, sullo schermo appaiono infatti via via appare la tua famiglia. Ecco, infatti quelle non è la mia famiglia ancora perché, si tratta delle immagini durante i corsi di Lanciano del 93, Ah. 94, 95. Sono delle immagini che, raccontano un po' l'atmosfera di quei corsi in cui, insomma, nei quali partecipavano grandissimi maestri, studenti, molto diciamo, corsi, formativi molto intensi e prestigiosi. Quindi abbiamo sì il maestro Marco Rizzi, grandissimo violinista italiano, grandissimo violinista, ecco, Victor Lieberman, uhm, insomma, un periodo molto, molto ricco. Pensa che siamo tornati nel 2014, quindi dopo 20 anni con i figli, e alcuni degli organizzatori ci hanno riconosciuti. Vedi che bello, Sì, che sì. bella soddisfazione. Colgo l'occasione di salutare questa associazione Amici della Musica Fedele Fenaroli di Lanciano, che tuttora oggi è attiva e, organizza appunto corsi, masterclass, opera, diciamo tantissimo in campo artistico e formativo, contribuendo appunto alla formazione dei futuri Diffusione. musicisti, certo. Bellissimo, bellissime queste iniziative che si perpetuano poi nel tempo, perché spesso nascono iniziative che poi purtroppo magari non ce la fanno proseguire. Invece in questo caso questa bella iniziativa va avanti, come vediamo anche attraverso le fotografie. Senti cara, Adriana, io sai che di solito, cioè ti ho raccontato che porto una clessidra di 3 minuti, questa volta l'ho dimenticata, quindi non ho la valutazione del tempo che tu utilizzi per presentare, per raccontare, però dobbiamo alternare, presentazioni, "chiacchiere" fra virgolette naturalmente, ad ascolti. Certo, Quindi quindi questo primo amore, questo amore a prima vista, ecco, primo è sempre lo stesso, ecco, amore, ehm, ha fatto sì che mi son trasferita in Italia dopo il conseguimento di laurea, diciamo presso l'università, di Bucarest, mi sono trasferita in Italia e ho, continuato a studiare, a fare dei concorsi, a partecipare a delle selezioni sia in Italia che all'estero. E a proposito di, far ascoltare diciamo anche un po' la voce della viola, ecco, pochi lo sanno che ai concorsi, per entrare a far parte di un'orchestra, si preparano sia giustamente la parte diciamo concertistica, la parte rappresentativa dello strumentista, ma soprattutto dei passi d'orchestra. Passi d'orchestra sono delle breve, selezioni, di un'opera, di una sinfonia, che mette appunto in risalto il la virtuosismo dello bravura. strumentista. Potremmo sentire, ecco, la Gazza Ladra di Rossini, ecco. Dove tu appunto dimostri la tua bravura e il tuo Sì, virtuosismo. sono registrazioni diciamo fatte anche durante le prove, perché prima di fare un concorso, Certo. Va giustamente. bene, allora battezziamo questa trasmissione proprio con il tuo debutto con la viola.
Ecco, questa è la dimostrazione proprio di come suona la viola, questo suono caldo, no, Certo. molto bello, molto, molto profondo e senz'altro di grande supporto a un quartetto. Sì, esatto. Ecco, a proposito di quartetto, ma anche a proposito diciamo un'esperienza che mi ha permesso di esplorare, un ampio repertorio, è stata l'Orchestra Sinfonica di Milano. Allora si chiamava, Orchestra Giuseppe Verdi, di Milano, che, colgo l'occasione per salutare con affetto questa straordinaria realtà, musicale. Quindi ho fatto parte per tanti anni, da questa orchestra, e con il quartetto dell'orchestra abbiamo, inciso un disco, con delle musiche un po' insolite, ecco, per un quartetto classico. Si tratta di brani di Jimi Hendrix, Janis Joplin e Lennon McCartney, ehm, artisti diciamo che raramente si associano al repertorio di un quartetto classico, ma in realtà col passare degli anni, nel Novecento, anche con l'inizio del nuovo millennio, queste barriere diciamo So sono tra la musica colta e musica pop giusto, rock, è diventata son diventate le è barriere, caduta. esatto, molto meno nette. E quindi, potremo ascoltare, anzi prima di ascoltare colgo l'occasione di, Ma permettimi di ma salutare i miei cari colleghi. ma certo, mi unisco anch'io al tuo saluto. Grazie. Quindi, i violinisti Luca Sant'Anielo e Fabio Ravasi, il violoncellista Gabriele Zanetti e naturalmente un caro saluto e ringraziamento alla direttrice di Urania Records che ha ripubblicato questo disco nel 2023, Noemi Manzoni. Un abbraccio a tutti e ascoltiamo Manic Depression.
Beh, un brano molto, molto Eh, piacevole e movimentato. movimentato. Ecco, quasi, si contraddice un po' alla delicatezza e alla grazia che appari tu in questa bellissima fotografia, Sì, Adriana. sì, Dove sì. sei? Dove sei in Sì, questa foto? qui sono al Teatro alla Scala, ecco, con Eh, cui insomma tuttora collaboro collabori. con la filarmonica, l'orchestra della filarmonica del Teatro alla Scala. Ma prima di arrivare ho ancora un po' di passi, del mio percorso. Volevo anche, insomma affrontare un altro aspetto, che, tra i musicisti insomma, uhm può essere anche, cioè può succedere, ecco, a me è successo, mi ha colpito una terribile tendinite, ecco, a entrambe le braccia circa nel 2003, quindi negli anni insomma un po', diciamo intensi di Intensi. lavoro per un sovraccarico appunto di lavoro. Purtroppo rimasi ferma per 6 mesi. 6 mesi non potevo proprio toccare lo strumento. Le cure mediche diciamo che si sono rivelate un po' lente, un po', almeno nel mio caso. E allora ho cominciato anche a, fare degli approfondimenti e delle ricerche anche da sola e insomma ho, scoperto tantissime cose, tantissime pubblicazioni, anche recenti sul tema e, da lì diciamo che, mi segnò profondamente questo periodo. Le conoscenze acquisite furono così illuminanti che sentii il bisogno di trasmetterle. E così iniziai a insegnare. Quindi ho, rallentato l'attività, artistica, concertistica con l'Orchestra Verdi di Milano e ho iniziato anche a insegnare. Naturalmente per un musicista, è un dramma, no, Certo, una rinunciare tragedia. esatto, rinunciare all'attività artistica. Così con la consapevolezza e insomma le conoscenze acquisite, pian piano ho ricominciato la mia attività artistica. Come dire, si chiude una porta, si apre un portone, quindi, iniziarono le collaborazioni appunto con l'Ensemble Cameristico I Solisti di Pavia, con la Filarmonica della Scala di Milano, in seguito diciamo alle selezioni, da me svolte, e nel frattempo ho anche, conseguito altre 2 lauree, una in didattica dello strumento presso, il Conservatorio di Pavia nel 2009 e una in violino, nel 2013 presso il Conservatorio di Cremona. Nel frattempo sono arrivati anche i figli. Ecco, possiamo vedere delle Ma immagini, pochi scatti. Ecco, e a e allora possiamo dire che non tutto il male vien per nuocere. esatto, esatto, esatto. All'inizio sì, sembrava un dramma, però bisogna secondo me, insomma, imparare anche dalle esperienze negative, Certamente. trovare sicuramente il la Poi insomma. magari ti sei dedicata anche al giardinaggio, all'orto, hai imparato Oh delle sì, tecniche diverse. oggigiorno sì, 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 sì. Quindi i figli sono cresciuti insomma immersi nella musica. Alessandro è nato nel 2005, poi sono arrivati 2 gemelli, Emanuele e Riccardo nel 2008, quindi sempre coinvolti nella musica a 360 gradi, dalle visite ai luoghi diciamo legati ai grandi musicisti del passato, come si vede nelle immagini che, trascorrono Nell'angolo dello schermo, sì. esatto, fino all'apprendimento degli strumenti. Per esempio Alessandro ha scelto il clarinetto come il papà, mentre Emanuele e Riccardo, hanno iniziato a suonare il violino fin da piccoli. Ma Ehm non ci hai portato un estratto di un vostro concertino, magari anche familiare? Oh, sì, sì, C'è? sì, Lo ce troveremo? l'abbiamo, ma Harmony Quintet Più in che fondo. l'ho lasciato per Va ultimo bene. oggi perché insomma è, come si suol dire, la formazione del cuore, no? L'importante è che ci Sì, sia sì, per c'è. da Proseguiamo con i solisti di Pavia. va bene, Ecco, sempre volentieri. nel periodo Certo. estremamente intenso, tra famiglia, studio, ecco, ho iniziato la collaborazione con Ensemble da Camera I Solisti di Pavia, diretto dal celebre violoncellista Enrico Dindo, che Certo, saluto con stima e affetto, grandissimo con cui violoncellista. esatto, abbiamo realizzato tournée in Sud America, in Russia, a San Pietroburgo,
abbiamo inciso vari dischi per le etichette come Amadeus, Decca. Ecco, potremo vedere delle immagini qui, con lo siete sfondo della chiesa di San Salvatore di, San Pietroburgo. Qui invece sono a Terni, uno degli ultimi concerti che ho, tenuto insieme a loro. Qui è il teatro del Museo Hermitage a San Pietroburgo in Russia. beh, insomma una bella Questo è il carriera. nostro ponte, Oretta, il nostro ponte della città, il ponte coperto sul Pote Ticino. Un po' di pubblicità, Eh giusto, certo, anche i solisti di Pavia. certo, certamente. Senti, allora andiamo avanti con l'ascolto perché tu sei una grande violista, poi magari facciamo un cenno anche al nostro grande musicista, Alessandro Rolla. Oh certo, Ecco che assolutamente, quindi lo importantissimo. ricorderemo poi dopo quest'ascolto. Quindi che cosa offriamo ai nostri amici? Okay, allora, possiamo andare al quartetto, il Forbes Quartet, che è nato nel 2012 dall'amicizia, tra le, nostre, mie colleghe e amiche. Forse Sveva non è. Mi No, conferma Sveva? Okay, Sveva è perché bravissima, arriva sì, perché ovunque. abbiamo saltato un passaggio, chiedo scusa e poi ritorniamo, sì, 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 alla precedente. Se posso Dunque soltanto chiedere, vuole il video oppure soltanto il suono? Quali dei 2? sì, sì, possiamo sia le foto con l'audio e praticamente l'audio è un piccolo frammento dal divertimento di Mozart, quindi, K136 primo movimento, quindi il quartetto Forbes Quartet che sono letteralmente tradotto 4 archi, no, è sostenuto soprattutto dall'amicizia che ci unisce da oltre 20 anni, quindi saluto Ri calorosamente le violiniste Luci Bace, Gigliola Craia e la violoncellista Livia Rotondi. eh, Ecco, potremo ascoltarle. quindi è un quartetto tutto al femminile Tutto al questo. femminile, esatto Loretta. Bene, allora la nostra Sveva sa districarsi anche se facciamo dei salti Sì, di abbiamo. scaletta. Torniamo in diretta dopo questo brevissimo inserto mozartiano, no? Certo, sì, sì, sì. E naturalmente qualche nostra esibizione prevede anche la partecipazione del clarinettista Massimo Putignano, mio marito, e ho preparato anche qui ecco, stanno scorrendo le foto del Forbes Quartet, esatto. Grazie Sveva. Possiamo vedere anche e ascoltare il piccolo video che abbiamo preparato col Forbes Quartet. Qui le signore allo strumento. Eh sì, sì.
respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce. Oscurità. L'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. La tua radio. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?
Bravissimo questo quartetto, veramente. Dov'è che vi stavate esibendo? Grazie. Sì, al Palazzo Anguissola di Piacenza, e anzi colgo l'occasione di salutare con tanto affetto l'associazione Piacenza Arte, che ci ha ospitati in, tantissime occasioni durante le, stagioni musicali. Dunque, proseguiamo con la mia collaborazione Certo. iniziata nel Tanto se permetti, scusa, voglio ricordare che questa è certo. una trasmissione in diretta, quindi se i nostri amici vogliono partecipare 02 92 94 72 22. È una radio libera, senza filtri né censure, ecco. Certo, Quindi assolutamente. ecco, quindi andiamo pure a ruota libera, come stiamo facendo. Grazie. Dunque, sempre nel periodo diciamo intenso, artistico e familiare, circa nel 2009 ha avuto inizio la mia collaborazione con l'Orchestra del Teatro alla Scala e della Filarmonica della Scala, e con la Filarmonica tutt'oggi collaboro. Credo che per un musicista questo, rappresenti davvero il culmine della realizzazione professionale. Quindi, ricordo ancora la prima, prova in orchestra, un suono che mi, coinvolgeva, travolgeva, veramente stupendo, pieno di carico di emozione e intensità. Immagino, il batticuore Eh, anche sì, ti ha davvero accompagnato. emozionante. E poi d'eccezione sono Giusta. la disciplina, la costante ricerca della perfezione, l'incontro con gli straordinari, direttori e solisti di fama internazionale. Insomma tutto questo rappresenta la coronazione del sogno di ogni musicista, ecco. Devo dire che, in tutti questi anni ho avuto modo di esplorare repertori musicali dal periodo barocco ai giorni nostri, quindi un arricchimento dal punto di vista musicale, notevole. E poi in un ambiente comunque costruttivo, collaborativo, come in una grande famiglia. Quindi, saluto anche qui con sincero affetto, questa meravigliosa realtà musicale di Milano. Una bella esperienza davvero che ti ha arricchito, ti ha fatto diventare dove sei arrivata proprio anche grazie a queste, collaborazioni con grandi orchestre e con la direzione di direttori di fama super internazionale. Sì, sì, infatti. Vorrei parlare un po' anche della didattica, Sì, a cui ci certo che tengo perché tu sei tantissimo. anche docente, quindi Esatto, esatto. Svolgo insomma il ruolo di docente, diciamo della cattedra di viola diciamo dal 2008, come collaboratrice, invece dal 2023 come proprio titolare della cattedra. Ci tengo tantissimo ai miei studenti, alla classe di viola che è molto diciamo giovane, però piena di entusiasmo e potenzialità. Voglio dire che la sua particolarità sta nel fatto che, lo studio della viola si può iniziare fin dalla tenera età, ecco, grazie alla disponibilità di strumenti di varie misure, inclusi quelli di piccola taglia. Quindi, possiamo accogliere allievi a partire dai 9 anni, accompagnandoli in un percorso continuo che va dai corsi propedeutici ai corsi accademici e di specializzazione. Colgo anche qui l'occasione per salutare la mia classe di viola, ma in realtà tutti, anche insieme a Archi e tutti gli studenti e i colleghi, docenti, i nostri uffici, la nostra direzione. Un caro saluto, abbraccio a tutti. senti una cosa, perché uno studente magari sceglie viola piuttosto che violino o violoncello? C'è una spiegazione? Dunque, io faccio tantissimo lavoro anche nella diffusione della proprio dello strumento, perché purtroppo non è così conosciuto, perché spesso appunto viene confuso, no, dato che, si suona allo stesso modo, si appoggia sempre sulla spalla, la tecnica più o meno è la stessa, è poco conosciuto. Allora, io quando faccio diciamo anche gli open day, piuttosto che spiego sempre, che, la viola è uno strumento indispensabile, poi dal Beh, suono come abbiamo detto, allora loro rimangono affascinati
e li trovo poi iscritti alla tua classe. Esatto, quindi insomma è uno strumento che secondo me ancora deve essere scoperto. È veramente un bellissimo strumento, ha un suono che io appunto ho detto profondo, più grave del violino, è un qualche cosa che senti che necessita di un quartetto, è vero? Sì. È proprio un trait d'union fra il violino e il violoncello. E Vuole a proprio proposito di quartetto, da qualche anno abbiamo ideato anche una formazione cameristica formato da 4 viole, Violas Quartet, all'interno della classe di viola. Io insieme agli studenti, con la quale esploriamo e scopriamo del repertorio originale, soprattutto del Novecento, dedicato a questa bellissima formazione. Quindi sono molto contenta, ecco. Brava, e saranno altrettanto contenti i tuoi alunni di averti come docente. È una persona Grazie. veramente molto dolce, però mi hai detto che i tuoi figli non conoscono il rumeno, non parleranno dialetto pavese magari? Ah sì, sicuro. Mi capita spesso di sentire qualche frase perché insomma nati e cresciuti, hanno anche studiati e formati a Pavia e quindi sì, capita proprio così. Ma sicuramente parlano la lingua musicale, ecco. Che è la lingua Perché universale quella lì. esatto, Questa qui. sia io che mio marito abbiamo trasmesso ai nostri figli la passione per la musica, e abbiamo anzi, crediamo fortemente che la musica sia una forma di educazione e di crescita personale. Ma è indispensabile. Quindi anche se oggi, per esempio, loro hanno scelto dei percorsi di studio diversi. L'Alessandro è studente a ingegneria matematica al Politecnico di Milano, Emanuele e Riccardo andranno in quarta liceo al Liceo Scientifico Taramedi di Pavia. E quindi nessuno in realtà si è iscritto al conservatorio, ma noi abbiamo formato un quintetto che l'abbiamo chiamato Harmony Quintet, con appunto Alessandro al clarinetto, i 2 violini Emanuele e Riccardo, la viola io mantengo il mio ruolo. Allora ce ne dai una dimostrazione? Oh sì, Ecco. e il clarinetto basso che è il papà. Quindi qui ci sono delle fotografie, quindi loro da piccoli e poi loro più grandi. Ma noi vogliamo sentirli con lo strumento in mano. Eccoli qui, abbiamo 2 danze rumene dalle danze di Bella Bartok. Meno male. Quindi ascoltiamo la famiglia riunita. La famiglia riunita, che però non porta il nome del babbo, la famiglia riunita. Harmony Quintet, il quintetto dell'armonia. Giusto, bellissimo, giusto. Ci uniamo anche noi agli applausi. Dove è stato eseguito questo brano? Un evento diciamo un po' familiare, esatto. Senti, però tu resti nascosta da tuo marito, dal violoncello. E chi è che dà il là? Succede sempre quando così. C'è, ecco, in un quintetto chi è che dà il là in questo caso? Già, dovrebbe darlo il primo violino, però di solito nel nostro il primo violino lo fa il clarinetto, l'Alessandro. Lo fa esatto. Il clarinetto. Molto bravi, complimenti e Grazie. Appuntamento magari fra un anno, vediamo che passi in più hanno fatto. Già. Speriamo che la passione rimanga sempre accesa, perché insomma ragazzi anche nel senso con
L'importante comunque è amare la musica, conoscere la musica, ascoltarla volentieri, ecco, poi eseguirla o non eseguirla, e questo vale per tutti, Certo, vale certo. per tutti, e trovo che sia un dovere, conoscere la musica, ascoltarla, Sì, sono d'accordo. così è un qualcosa in più che ti arricchisce, Certo, che un ti valore un valore aggiuntivo. aggiunto. Senti una cosa, facciamo un brevissimo cenno al nostro grandissimo Alessandro Rolla? Oh sì, certamente. Sono molto contenta di insegnare nella città dove è nato, diciamo, Alessandro Rolla, no, violinista, compositore, ma soprattutto violista pavese, quindi siamo a metà '700, inizio '800, e sono orgogliosa che abbiamo anche tantissima letteratura che ha lasciato per viola. Ha lasciato 15 concerti, ben 15 concerti per viola e orchestra. Poi un altro fatto, un'altra particolarità di Alessandro Rolla, lui è stato il violino concertatore al Teatro alla La Scala Scala, per 30 certamente. anni e quindi, sì, sono molto molto felice e orgogliosa anzi, insomma. Però diciamo che la nostra città non fa molto per Rolla, eh. Dovrebbe io avevo così avevo ideato insieme al tuo collega, Schiavo, Maurizio Schiavo, grande violista pure lui, un concorso poi purtroppo è successo il Covid, che quello ha paralizzato tutto e ha tolto qualsiasi entusiasmo, proprio per dare nome alla, rivalutazione a questo grandissimo nostro, concittadino Certo. Alessandro Rolla, perché merita veramente un approfondimento molto accurato. Certo, mi piacerebbe molto riprendere questo progetto, insomma in collaborazione naturalmente Beh, con il collega, anche perché nel 2027 che insomma ci siamo ormai. esatto, c'è un festeggiamento, ecco. Quindi Ehm è un nome che anche i nostri amici che ci ascoltano imparano così a familiarizzare. Alessandro Rolla, poi possono cercarlo anche sui nostri mezzi di informazione. Allora, che cosa Assolutamente. offre la nostra scaletta, cara Adriana Tataru? Allora, diciamo che siamo verso la fine perché abbiamo fatto un excursus molto Rapido. velocizzato, molto rapido. Io, ritornando all'Harmony Quintet, il quintetto armonioso, no, della nostra famiglia, vorrei assolutamente, abbracciare, Alessandro, Emanuele e Riccardo, e un merito speciale va veramente a mio marito che, mi ha sempre, sostenuto sia nel percorso professionale che in quello familiare. Ecco. E quindi che cosa ci offri come ascolto? Come ascolto, potremmo, riascoltare perché non ricordo se abbiamo ancora nella cartelletta qualcosa, perché oggi insomma è stato tutto di fretta. Ma, queste trasmissioni sono simpatiche perché nascono proprio così all'insegna dell'improvvisazione. Eh già, eh Riascoltiamo già. allora la famiglia, perché è veramente molto brava, siete ben affiatati e meritano i ragazzi di essere ascoltati un'altra volta. Grazie. Adesso la nostra Sveva li rimette in scaletta, e quindi intanto ricordiamo i nomi dei ragazzi. Alessandro che suona il clarinetto, Emanuele violino, Riccardo violino. Con la mamma Adriana. Viola e il papà Massimo, clarinetto basso, che sostituisce un po' il violoncello.
C'erano gli applausi, veramente bravi, e può essere anche un invito a chi ci segue, così, a creare queste formazioni familiari, anche più o meno, diciamo, brave o competenti, però è sempre un modo intanto di stare Certo. insieme, di condividere qualche cosa di importante, di bello, di affettuoso, proprio lo stare insieme. Esatto, e anche arricchirsi appunto, perché no, la cultura dello studio di uno strumento che Certamente. impegna in modo costruttivo, ecco, i ragazzi. Senti Adriana, siccome siamo andati proprio così un po' all'insegna dell'improvvisazione, chiediamo scusa anche a Sveva perché queste sono trasmissioni che nascono un pochino proprio così, perché tante cose vengono in mente mentre la conversazione si sta Certo. svolgendo. Che cosa vogliamo inserire ancora, visto che abbiamo qualche minuto a disposizione? Dunque, magari possiamo ascoltare anche, la viola come strumento virtuosistico, no, Certo. son sempre, diciamo, le mie registrazioni prima dei concorsi, insomma con dei mezzi molto, diciamo modesti, ecco, non sono registrazioni nelle sale di registrazione, diciamo, professionali. Per cui potremo ascoltare un capriccio, il numero 31 di Bartolomeo Campagnoli, che è diciamo un nostro, didatta che ha scritto appunto ha dedicato dei capricci alla viola solista. Beh, naturalmente meritatissimi applausi. Senti cara Adriana Tataru, per concludere questa chiacchierata, proprio come hai visto, è proprio una vera chiacchierata, Sì, davvero, non abbiamo grazie. preparato nulla se non appunto qualche brano, suggerito a Sveva di mettere in scaletta. Con cosa chiudiamo? In questo caso però il brano è preparato perché deve suggellare questa simpatica trasmissione. Comunque, nonostante tutto, penso sia stata una chiacchierata piacevole, no, che per te, Certo, all'insegna. assolutamente, assolutamente. Anzi, è stato un vero piacere, ringrazio di Ma nuovo non per devi l'invito. ringraziare. Davvero è un grande onore partecipare a questa, splendida trasmissione, e un sentito grazie anche a, Sveva, naturalmente a Aureta, soprattutto per l'attenzione che si riserva alla musica. È vero, questo è vero, questo lo Esatto, grazie sottolineiamo. davvero, e per la straordinaria continuità nel tempo di questa trasmissione. Insomma qualche anno in effetti. E Senti, chiudiamo con "Piece of My Heart", il pezzo del mio cuore, no, di Janis Joplin. benissimo, chiudiamo con questo pezzo. Ringrazio ancora Adriana Tataru, grande violista, felice carriera a te e alla tua bella famiglia. Grazie Sveva, l'appuntamento è come sempre per sabato prossimo.
Avete ascoltato L'angolo della musica classica con Oretta Pierotti Cei. Arrivederci a sabato prossimo con La grande musica.